Durante la manifestazione relativa alla celebrazione della festa della Repubblica, ieri in piazza Vittorio Emanuele, un gruppo di sostenitori del Comitato del Non Rigassificatore ha voluto manifestare pacificamente la propria contrarietà alla possibile ipotesi della costruzione del rigassificatore a Porto Empedocle, con striscioni che mostravano il forte no all'opera divenuta ormai obsoleta, ribadendo i pericoli che l'impianto potrebbe causare alla popolazione empedoclina e agrigentina, considerando anche che a due passi è presente un asilo e una scuola, oltre che all'impatto paesaggistico vicino alla Valle dei Templi. Che non porta lavoro, porta solo distruzione di questo ambiente e basta, e di qualsiasi speranza di sviluppo del turismo ad Agrigento, e non solo ad Agrigento ma in tutta la costa agrigentina. Questo è il dramma, che vogliono fare passare non solo il rigassificatore a Porto Empedocle, quindi a un tiro di schioppo dalla Valle dei Templi, dal Parco Letterario e dalla Scala dei Turchi, ma vogliono fare passare il gasdotto della SNAM all'interno della Valle dei Templi, cioè un mostro che distruggerebbe veramente la bellezza e la cultura. Questa è una cosa criminale, criminale. Per conoscere.